Nuovi terrazzamenti sono stati scoperti nell'Alto Vicentino. I geografi della Università di Padova li stanno mappando usando i droni. Alessia Piovesan e Claudio De Zan. Vediamo. I primi a notarli sono stati dei tecnici dell'ARPAV che perlustravano il torrente, il Rio Freddo che taglia in due la valle omonima dell'Alto Vicentino. Sono terrazzamenti agricoli abbandonati, almeno 20 ettari, 40 campi da calcio, spalmati in verticale, strappati per anni ai pendii, pezzi di territorio coltivati a frumento, patate e fagioli fino all'alluvione del 66 che spinse i contadini a lasciarli. Ora il bosco si è ripreso molto, ma i muri a secco sono ancora in piedi, a testimoniare che forse potrebbero essere recuperati. Ne sono convinti i geografi dell'Università di Padova che sono arrivati fino a qui per mapparli. Ad alzarsi in volo i droni, giocattoli tecnologici da migliaia di euro in grado di fare rilievi fotografici. Il risultato finale sarà una fotogrammetria, un modello 3D di tutta la valle e dei suoi terrazzamenti. I droni possono fare molte cose, rilevare fotograficamente un territorio, possono capire in agricoltura se ci sono delle aree irrigate o meno, se manca diserbanti, antiparassitari, cose di questo tipo, possono intervenire nella sicurezza del territorio. Nel progetto sono stati coinvolti anche 25 corsisti del Master in GIS Science e Droni, studiano l'informazione geografica prodotta dalle nuove tecnologie. Conoscere uno strumento permette di infinite applicazioni. I paesaggi terrazzati sono diffusi in Veneto, 2600 km lineari di muretti a secco, come dalla nostra regione a Lampedusa e ritorno, un patrimonio prezioso al centro della conferenza mondiale a Padova di ottobre prossimo. Potrebbe da un lato essere un problema qualora non vengono curati i muri e quindi rappresentare una problematica legata al rischio idrogeologico, e dall'altro invece potrebbe essere un patrimonio ambientale e culturale che potrebbe ridare vita ai territori.